Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben trovati. C'è tanta curiosità intorno a chess.com per questa nuova modalità di robot, quindi di software, dei simulatori di esseri umani, che in questo caso sono simulatori di gatti che giocano a scacchi. Avete sentito bene? Chess.com ha messo questa nuova modalità dove si sfida un gatto. Vediamo un po' come giocano effettivamente. Sono dei simulatori di forza di gioco E4 come prima mossa, E5 il mio avversario è un simulatore di 1400 punti. Come mai abbiano deciso di inserire dei pupazzetti a nome, diciamo, di gatto? Semplicemente perché a tutti piacciono i gatti, sono magari quelle visualizzazioni milionarie che incontrate qui sulla rete. Allora, su E4 E5, cavallo F3, tipica mossa per conquistare il centro, cavallo C6 e da parte sua siamo verso sequenze principali, quindi decido di giocare alfiere C4 e siamo nell'apertura italiana. Alfiere C5 per lui e adesso provo a sorprendervi un po'. Giocando una mossa, torno indietro, quindi questa B4, guardiamola bene. Ok, non mi fa tornare indietro. Comunque sia, questa B4 che io ho appena giocato prende il nome di gambetto Evans. L'idea di distrarre uno dei pezzi del nero dalla tensione, dal controllo della casa D4, quindi voglio che o alfiere o cavallo si portino verso il bordo della scacchiera, perché poi io da bianco avrò facilità nella conquista del centro. La risposta che mi ha giocato questo gattino, molto, molto strana, molto particolare, ammetto che non l'abbia mai vista, e quindi il fatto che io possa non averla vista probabilmente mi fa capire che potrebbe essere una mossa poco comune, forse a tratti un errore. In partita, giocando questi schemi, ci sono dei pezzi che già dalle prime mosse diventano un po' più forti e più facili da gestire rispetto ad altri. L'alfiere di casa chiare è un pezzo fondamentale della strategia del bianco e quindi devo fare molta attenzione a cambiarlo. Se lo cambio è perché voglio un vantaggio materiale a breve termine. E a questo punto io dico, ok, non voglio cambiarlo, voglio mantenerlo in gioco, decido di catturare quindi 5 e adesso, quando lui decide di riprendermi in B4, metto il re al sicuro. Come spesso accade, la sicurezza del re diventa fondamentale per impostare successivamente un attacco. Ricordate, qualsiasi cosa accada, il vostro re dovrà essere al sicuro. Dato che il mio re è al sicuro e il suo re è rimasto al centro, un campanellino, un campanello di allarme potrebbe essere: ok, ricorda, il re dell'avversario è rimasto al centro della scacchiera, bisogna cercare di aprire il centro della posizione. Tornando qualche mossa indietro, ok, nel momento in cui gioco il gambetto, si può anche intuire lo stile di gioco del bianco. Il bianco vuole aprire, come se non ci fosse un domani, la posizione del centro, e quindi da bianco ho sacrificato un pedone proprio per attaccare e cercare di rendere tutto molto più complicato. Tornando alla posizione della partita, l'ideale sarebbe cercare di catturare in E5 per aprire la posizione centrale. Un'altra idea potrebbe essere D4 per aprire la posizione. Mettendo da parte la struttura pedonale, cerco proprio di aprire il centro della scacchiera. Perché mettendo da parte la struttura pedonale? Perché ho sacrificato un pedone, voglio aprire il centro. Chiaramente lui avrebbe potuto catturarmi questo pedone D4, non l'ha fatto, scelta sua, e allora saltiamo in avanti. Il mio cavallo in E5 è veramente forte, è veramente bello, piacevole vedere un cavallo in E5. In tutte le partite un cavallo in E5 vi darà tante soddisfazioni qualora siate il bianco e abbiate un pedone in D4. La partita continua, cerco di indebolire il mio avversario creando un tema di matto abbastanza frequente. Molti di noi, o molti di voi, o tutti quanti, potremmo sapere che questa coordinazione sul punto F7 è una coordinazione importante. Il punto F7 è spesso il target e l'obiettivo dell'azione del bianco, di un giocatore con il bianco in apertura. Il punto F7 è il punto più debole e quindi a tal proposito coordino rapidamente cavallo e donna contro quel punto. La minaccia della cattura con matto a seguire era nell'aria, alfiere 6 difende.
questo punto decido di completare il mio sviluppo posizionando l'alfiere in B2, quindi configurazione nuova, interessante, coppia degli alfieri che punta sullo stesso lato della scacchiera. La mia donna è sotto attacco, purtroppo per lei, e quindi la ritiro in F3, coordinando il tutto sulle case chiare. Devo completare lo sviluppo. Il cavallo in D2, mossa importante, mossa facile da giocare, e a questo punto, quando lui mi attacca, decido di ripiegare in B3, sempre con l'idea di attaccare il mio avversario il più possibile. L'idea, come vi dicevo, è cercare di attaccare quanto prima il mio avversario, cercare di coordinare sulle case chiare, e l'alfiere in B3 mi aiuta per far appunto creare queste minacce. Adesso cavallo E4, portiamo pezzi verso il centro, in caso di cambio sono contento, lui non mi cambia, decido di aumentare il controllo del centro, ad esempio con una torre in E1. Torre 8 per lui e cavallo G5. Nell'aria, o comunque sia, si può intuire che tanti pezzi bianchi si stiano coordinando contro quel lato della scacchiera, contro questa zona del re del nero, dove i due cavalli trovano una facile coordinazione sul punto F7, alla quale potrebbe contribuire anche la regina, anche la donna bianca, che lì in F3 si trova abbastanza bene. La donna si coordina anche sulle case chiare in questo modo. Altre idee possibili? Senz'altro, ci sono delle idee in cui una scoperta, magari sulla colonna E, potrebbe essere interessante. A proposito di scoperta, decido di giocare questa mossa. E qualcuno potrebbe affermare, potrebbe fare questa affermazione: ma il tuo cavallo non era così forte, mentre il tuo cavallo era così forte, il suo alfiere no. L'idea era quella di adescare la sua donna proprio qui in E6. Per quale motivo? Adesso che la donna si trova sulla traiettoria di questo alfiere, il cavallo al centro è ancora più inchiodato, e adesso che la donna si trova sulla traiettoria di questa torre, prima o poi ci potrebbero essere scoperte interessanti da considerare proprio lì su quella colonna. La partita continua, senza pensare troppo, sostengo che magari il raddoppio delle torri potrebbe darmi qualcosa. In fondo torre 2 per lasciare spazio all'altra torre che va in E1 mi sembra un buon modo per impostare una coordinazione. Re G7, qui direi che qualche scoperta vincente sicuramente c'è. Aver sviluppato le torri in questo modo mi ha permesso di liberare con cattiveria, con velocità, questa colonna. Quindi cavallo per G6 di per sé guadagnerà un pedone. Cavallo C6 è un'altra mossa interessante, cavallo F7 merita senz'altro attenzione, però cavallo per G6 guadagnerà un pedone con iniziativa. Non dimentichiamo che l'apertura del centro mi darà qualcosina in più, perché come vedete si aprono anche delle diagonali spiacevoli dove quest'alfiere dal nulla diventerà protagonista contro il re avversario. E allora qui è il momento di coordinare al meglio i propri pezzi, perché ci sarà un momento in cui si verificherà un sovraccarico. Come possiamo osservare, la mia attenzione va su questo cavallo, che da una parte deve reggere la difesa della torrina E8. Io ho due torri coordinate contro quella torre, quindi il cavallo deve difendere E8, e dall'altra parte deve difendere D5. Su D5 ho un pezzo e due pezzi. Vediamo un po' come potrei proseguire. Il cambio dei pezzi mi aiuta perché comunque sia un materiale di vantaggio, quindi direi che cambio in E8, ricambio in E8, e quando lui, va bene, qui ho deciso di cambiare le donne, però comunque sia, e quando lui mi ricattura qui avrei ripreso con vantaggio materiale. Non è andata così, è andata il mio avversario, il mio giovane avversario, il gatto simulatore di 1400 punti, ha deciso di giocare questa posizione con la qualità in meno, e a questo punto la tecnica è facile, la tecnica dice ok, semplicemente dobbiamo catturare i pedoni. Cavallo salta in B4, lo attacco, lui si sposta e faccio fuori il primo pedone. Tutte le semplificazioni mi daranno sempre un gioco migliore, un gioco più facile. E quindi a tal proposito decido di giocare D5, prendo la diagonale del mio alfiere di case nere contro il suo re.
La partita continua a cavallo C4. Adesso magari accelero un po' per farvi vedere una piccola e breve analisi, quindi semplifico realmente tutto quanto per promuovere questo pedone. Come vedete, questo è un pedone che facilmente andrà a promozione, quindi io lo avanzo, non c'è nessuno che lo blocca, questo alfiere per adesso è inchiodato, e anche su torre per D6 il mio pedone promuoverà. Vediamo se effettivamente è vero, perché io catturo, lui riprende, ok, poteva riprendere di re, comunque sia il mio pedone, secondo i principi della regola del quadrato, facilmente riesce ad arrivare a promozione. La partita continua, adesso gioco realmente mosse rapide per concludere quanto prima e non, diciamo, non obbligarvi a seguire tutte queste mosse in cui rapidamente il mio avversario perderà. Sono certo che perda perché il suo materiale è chiaramente poco materiale, non ha compenso, ho abbastanza tecnica ed esperienza su questo tipo di posizioni e quindi annuncio che il matto sarà in pochissime mosse. La minaccia di matto in F7 esiste, lui prova a fuggire e adesso il matto sarà la prossima mossa con donna G7. Nella parte finale avete visto una piccola questione di tecnica. Tornando all'apertura, quindi rianalizzando la partita, il tutto è andato in questo modo, dove il bianco, da bianco ha giocato B4, gambetto Evans, e come annunciavo l'idea è distrarre questi pezzi dal controllo del centro della scacchiera. Quando qualcuno di questi due pezzi mi catturerà in B4, ad esempio alfiere per B4, io giocherò C3 e D4 a seguire, ma quella è un'altra storia. Il mio avversario ha giocato D5 e dopo queste semplificazioni mantengo l'idea originale, ossia sacrificare un pedone per cercare di prendere iniziativa. Il pedone E5 per adesso è difeso perché alfiere D4 è abbastanza spiacevole per creare dei problemi. Quindi ho giocato D4 per aprire il centro della scacchiera, lui non ha catturato, sarebbe stato molto interessante per lui accettare una posizione con il pedone di vantaggio, però non catturando mi rende tutto molto più facile. Prima coordinazione sul punto F7, seconda coordinazione coppia degli alfieri contro lo stesso lato della scacchiera, e a questo punto, come avete visto, la mia idea è la seguente: portare tutti i pezzi verso il re avversario, ed effettivamente ci riesco fin quando trovo questo piano, che probabilmente è quello corretto, in cui raddoppio le torri per poi liberare il cavallo. Dopo cavallo per G6 ho materiale di vantaggio e su questa posizione raggiunta, come avete visto, per il nero non c'è stato molto da fare. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ok, chiaramente è un software simulatore di un giocatore con 1400 punti. Alla prossima cercherò di sfidare il livello successivo. Appuntamento alla prossima, sempre qui su Matto Scacco. Ciao a tutti!